Giallo a Conegliano, anziana trovata morta in casa apparentemente per cause naturali, ma con la finestra aperta e camera e cucina messe a soqquadro. Indagano i carabinieri, potrebbe essere morta per lo spavento di aver sorpreso un ladro. Dopo le dimissioni da sindaco di Castelfranco che hanno provocato un terremoto politico nella Lega, le parole di Stefano Marcon: resto nel partito ma non siederò mai più in consiglio comunale con certe persone. Intanto il segretario provinciale del Carroccio lavora per ricucire lo strappo e attacca, lasciato troppo solo durante il commissariamento del partito. La sua figura è importante per la Lega, non solo nella Marca. 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni che porterebbero anche alla decadenza da presidente della provincia. La città incredula, l'appello di Fratelli d'Italia, la stoccata del Partito Democratico. Assurda tragedia nella notte a Mestre, 25enne attraversa i binari e viene travolto e ucciso da un treno, salvo per miracolo l'amico che era con lui. Stavamo andando al bancomat, ha detto ai soccorritori. Calesse tamponato da un'auto a Spresiano, l'incidente questa mattina, il 63enne passeggero sbalzato a terra e grave in ospedale. Alla guida di un furgone esce di strada e si schianta sul cancello di un'abitazione a Volpago del Montello, 34enne denunciato dai carabinieri, era al volante ubriaco, non aveva mai preso la patente. Tecnologie e nuove energie per rendere l'agricoltura sempre più ecosostenibile, questo è l'obiettivo della giornata organizzata dal Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, che a Santa Lucia ha incontrato gli imprenditori della terra. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque, lo avete visto e sentito dai titoli, si apre con la cronaca di un giallo a Conegliano. Una 72enne è stata trovata morta in casa nella tarda serata di ieri, apparentemente per cause naturali, ma con la finestra aperta e camera e cucina messe a soqquadro. Indagano i carabinieri. Era sul divano del soggiorno, distesa, ormai morta. Così l'ha trovata il vicino di casa salito sul terrazzo dopo l'allarme delle amiche. Nessun segno esterno apparente di violenza, un presumibile infarto, ma il dettaglio inquietante stava a pochi passi da lì. La porta-finestra aperta, la camera da letto e la cucina a soqquadro. Segni di una intrusione che tingono di giallo la morte di una 72enne di Conegliano, sulla quale lo indagano i carabinieri e la procura. Potrebbe essere stata la vista di un ladro in casa a causare il malore fatale? Oppure è successo qualcos'altro? È tutto da accertare. Il dramma si è consumato nella tarda serata in un appartamento al piano rialzato di uno stabile in via 28 aprile nella città del Cima, zona ospedale. La donna, che abitava da sola, aveva un appuntamento con le amiche per una pizza, appuntamento al quale non si è presentata. Così, allarmate per non aver ricevuto nemmeno una telefonata di avvertimento, si sono recate a casa sua e hanno chiesto aiuto a un vicino. Nessuna risposta al campanello. È salito sul terrazzo ed è allora che ha visto la porta-finestra aperta ed è entrato il corpo della donna sul divano, già morta. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto ci è voluto poco per accorgersi del resto. La camera da letto troppo in disordine, così come la cucina. Il corpo della 72enne era disteso e composto, era in pigiama, segno che la morte risale a diverse ore prima dell'appuntamento previsto e non c'erano segni esterni di violenza. Ma le tracce di un'intrusione hanno spinto gli investigatori della compagnia di Treviso e Conegliano a disporre accertamenti approfonditi in casa, anche per cercare se manchi qualcosa. Inoltre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per una autopsia che possa fugare ogni dubbio sulla causa della morte. Restano gli scenari. Il primo, quello più inquietante, è che la donna abbia sorpreso un malvivente in casa e lo spavento possa essere risultato fatale. In questo caso però il corpo sarebbe stato in un'altra posizione, anche se non è escluso possa essere stato composto dall'eventuale ladro prima di scappare spaventato. Ma c'è anche la possibilità che qualcuno sia entrato nell'abitazione dopo la morte della donna. Insomma, un giallo al quale i carabinieri in queste ore sono chiamati a dare una soluzione. Torneremo alla cronaca tra poco, adesso però apriamo una pagina politica bollente, l'abbiamo raccontato proprio ieri sera in diretta, le dimissioni di Stefano Marcon da sindaco di Castelfranco al termine di una giornata che aveva visto Alberto Stefani eletto nuovo segretario regionale del Carroccio della Lega in Veneto, un vero e proprio terremoto politico nel partito. Oggi Stefano Marcon torna a parlare. Lo aveva già fatto nel post, ma torna a parlare per spiegare ulteriori ragioni di questa scelta e anche quella che è la sua linea da qui in avanti. Nel frattempo il segretario provinciale della Lega, l'onorevole Dimitri Coin, che era ospite in prima edizione ad Antenna 3, ovviamente ha una missione, quella di ricucire questo strappo, e dice la perdita di Marcon sarebbe una ferita per la Lega, non soltanto trevigiana. Il servizio di Christian Arboit.
L'unica cosa che posso dire è che con certe persone io in consiglio comunale non mi siedo più, che facciano loro le riflessioni. È tranchant Stefano Marcon all'indomani delle dimissioni da sindaco di Castelfranco, più che un terremoto, una tempesta, tanto per citare il dipinto del castellano più celebre, il Giorgione, così come l'opera da secoli interroga gli storici dell'arte, tante le interpretazioni, così il gesto di Marcon scuote la politica non solo trevigiana, ma è Marcon stesso via WhatsApp a suggerire la strada e quelle certe persone in consiglio comunale altro non sarebbero se non i consiglieri comunali usciti formalmente dalla maggioranza nell'ottobre scorso. Da allora i rapporti si sono deteriorati. Non solo, sempre Marcon dice di voler distinguere le questioni amministrative da quelle politiche, a partire dal tema dei diritti civili e dal dibattito sui figli delle coppie omogenitoriali. Da amministratore sono più concentrato sul diritto al lavoro, all'abitazione, alla salute e alla povertà, e non per questo mi sento incivile, razzista e tantomeno omofobo. Quanto alla sua posizione nel Carroccio, Marcon si mette, testuali parole, tra quelli che professano di essere amministratori e non politici. Non penso mi espelleranno, se mi ricondurranno a un rispetto dei ruoli, cosa che condivido da sempre, mi adeguerò. Insomma, Marcon si dimette da sindaco, con tutte le conseguenze sulla provincia, ma al momento resta in Lega, in quella Lega che da poche ore ha terminato la sua torrida stagione congressuale. Dimitri Coin, segretario provinciale da febbraio, ospite della prima edizione, non nasconde come lo stupore iniziale sia diventato preoccupazione. Siamo riusciti a sentirci stamattina, ci sono 20 giorni per valutare un rientro delle dimissioni che, se dovessero andare in questa direzione, prevederebbero anche la caduta dalla carica di presidente della provincia, e quindi di fatto sarebbe uno sconquasso importante non solo per la politica leghista trevigiana, ma per la politica trevigiana, perché stiamo parlando di un sindaco di una città di 30.000 abitanti, stiamo parlando del presidente della provincia di Treviso, che è comunque la provincia più leghista d'Italia. La notizia è piombata sul congresso di Padova a urne chiuse mentre si aspettava la proclamazione del nuovo segretario. Tra l'altro Coin e Marcon si erano incrociati allo Sheraton poche ore prima, all'apparenza tutto nella norma, una sola battuta. Ma era assolutamente tranquillo e quindi eravamo d'accordo di vederci in settimana. Lui mi ha risposto con una battuta e mi ha detto: Dimitri, sicuramente ci vedremo. Una prospettiva che diventa a questo punto certezza per un incontro che, dice Coin, doveva essere fatto a suo tempo. Che la situazione di Castelfranco l'abbiamo vista l'anno precedente a Mogliano e l'abbiamo vista anche a Nervese la Battaglia. È mancata una guida politica seria a Treviso che sapesse intercettare le difficoltà dei sindaci e degli amministratori, e non solo di loro, e fosse intervenuta nei momenti opportuni. Perché quando intervieni troppo tardi e quando si sono innescate delle situazioni interpersonali è assolutamente difficile intervenire. Si è sentito solo Stefano Marcon? Stefano Marcon si è sentito solo, sì. Specie nei mesi passati. Ci sono 20 giorni per tentare di ricucire questa situazione. Io sono un ottimista di natura, però non nego che questa volta sia difficile. Sarebbe un danno, una ferita non rimarginabile. Sarebbe una ferita non rimarginabile per Castelfranco, per tutta l'area castellana, per tutta la provincia di Treviso, per la Lega in particolare, e non solo della provincia di Treviso. Una tempesta perfetta, questa tempesta politica. Intanto c'è Castelfranco che reagisce, Fratelli d'Italia chiede il ritiro delle dimissioni di Marconata, invece parla con una stoccata il Partito Democratico. Nel dibattito intervengono anche Luciano Dussin, che Marcon conosce molto bene, e Maria Gomierato. È chiaro che da quello che emerge da Stefano evidentemente il vaso era pieno, diciamo, era colmo, la misura era colma. Però credo che il comune di Castelfranco in questo momento abbia necessità di avere un sindaco. Questa è la richiesta ufficiale di Fratelli d'Italia al sindaco dimissionario Stefano Marcon in una domenica calda non solo dal punto di vista climatico per Castelfranco. Anche un volto storico come Maria Gomierato, 2 volte sindaca, è stupita. Sinceramente non me l'aspettavo perché secondo me non era accaduto niente di particolare, diciamo, negli ultimi giorni o nell'ultimo periodo. Fibrillazioni sì, qualche tensione sì, c'erano un po' di voci, quelle c'erano, però diciamo rotture serie mai. I suoi consiglieri hanno sempre alzato la mano. L'ultimo consiglio è stato un po' agitato, questo sì, con accuse alla giunta, consiglieri anche pesanti, e il sindaco era un po' teso, devo dire. Bisogna lavorarci quando ci sono queste situazioni qua.
prendersi il tempo che serve per parlare, per cercare di capire, di ricomporre. Forse non c'è stato, forse chissà. A rivolgersi direttamente a Marcon, Luciano Dussin, non uno qualsiasi, non solo per storia politica. Marcon infatti è stato suo vice sindaco tra il 2010 e il 2015. Ricordo comunque a lui e per primo anche a me stesso che la maggioranza non è mai mancata in quel di Castelfranco, sono mancati un po' i rapporti personali, questo sì. E io mi auguro, visto che dalla città continuano a arrivargli degli attestati di stima e suggerimenti di continuare la sua azione amministrativa, ci ripensi e magari, non so, chieda in Consiglio Comunale un voto esplicito di fiducia. Per il Partito Democratico la certificazione di un fallimento, quantomeno politico. Siamo rimasti sorpresi, ma non troppo, perché la situazione all'interno della maggioranza era davvero insostenibile e chi ne faceva le spese erano i cittadini, perché le cose erano continuamente bloccate dal fatto che anziché lavorare insieme con un obiettivo comune c'erano le baruffe chioggiotte. Non mi sorprende, perché potrebbe essere anche il tentativo di un colpo di forza, un colpo di reni per vedere se raddrizza la barca, quindi prima di dire che la cosa è definitiva aspetterei i 20 giorni e vedrei, perché di marconate ne abbiamo visto abbastanza a partire dalla campagna elettorale nella quale con mesi di anticipo aveva detto che non si ricandidava, per poi invece cambiare idea e candidarsi, quindi potrebbe benissimo cambiare idea anche adesso. E come dicevamo, non è solo caos in città a Castelfranco, ma è caos anche in provincia, nell'ente provincia. Le dimissioni, se confermate, vedrebbero la decadenza da presidente della provincia di Stefano Marcon. Spero ci ripensi, dice il consigliere Roberto Fava. L'alternativa è una stagione di instabilità. Ovviamente siamo stati tutti sorpresi, increduli, perché insomma Stefano non ci aveva mai prospettato questa, seppure io sapevo che all'interno dell'amministrazione di Castelfranco qualche problemino c'era. Insomma, mi pare che queste dimissioni siano esclusivo tema che riguarda Castelfranco e la Lega in particolare, insomma, quindi non c'entrano nulla con la provincia. Le ricadute sul Sant'Artemio sono una logica conseguenza delle dimissioni da sindaco. Non per questo tra i consiglieri provinciali c'è meno stupore per il gesto di Stefano Marcon. Dal 2016 alla guida del Sant'Artemio, sia nella fase buia, conseguente alla riforma del Rio, sia in quella attuale contrassegnata da un ritorno di finanziamenti e operatività, come dimostrano i 100 milioni di euro in cantieri eseguiti e in programma negli istituti superiori della Marca. Gli occhi ora sono puntati sulla vicepresidente Martina Bertelle. Io credo che Bertelle dovrà indire le elezioni entro i 90 giorni, quindi settembre-ottobre dovremmo andare a votare solo il Presidente, perché i consiglieri sono in carica 2 anni, il Presidente è in carica 4 anni. Giuridicamente l'unica figura che in provincia ha una funzione è il Presidente, infatti la provincia funziona per determine del Presidente e non per delibere di giunta, perché non c'è una giunta, i consiglieri non hanno nessuna funzione giuridica. Una provincia senza Presidente quindi è un ente azzoppato, a questo si aggiunga un'altra variabile. La cosa è un po' anche assurda, perché ormai è scontato che nel 2024, essendo passata in prima commissione al Senato la riforma, nel 2024 andremo all'elezione diretta di tutte le province e quindi ci troveremo con un presidente che governerà per 6 mesi e probabilmente farà fatica anche a ambientarsi. Fava, consigliere in quota Fratelli d'Italia, si rivolge a Marcon, cosa che ha già fatto in privato. Lavorare con Stefano è veramente un piacere, con lui si sta bene, io lo stimo tantissimo sia da un punto di vista amministrativo sia da un punto umano e personale, perché è una bravissima persona e quindi insomma mi dispiace moltissimo della sua scelta e insomma in questo momento io posso solo fargli un appello che ci ripensi, perché ha 20 giorni per meditare, per ripensarci, anzi spero che anche all'interno della Lega, soprattutto lì a Castelfranco, ci siano gli spazi per un ripensamento. E le dimissioni di Stefano Marcon sono il primo fronte caldo che dovrà affrontare anche il neosegretario veneto del Carroccio Alberto Stefani, che, l'abbiamo raccontato ieri proprio in diretta, ha vinto nettamente sull'ala trevigiana di Franco Manzato. Una sconfitta che il segretario provinciale del Carroccio, sempre l'onorevole Coin, ospite in prima edizione questa mattina, spiega tirando in ballo chi ha fatto mancare i numeri promessi. E poi
i complimenti ma anche il messaggio a Stefani, la Lega cambi passo. Voti che avrebbero dovuto esserci non ci sono stati. Credo che chi non ha dato questi voti a Franco Manzato, bastava lo dicesse prima che i voti non c'erano. Franco non avrebbe avuto nessun problema a ritirarsi. Il tradimento non ce l'hai quando qualcuno ti dice che non hai i numeri di candidarti e quindi per trovare un accordo. Il tradimento ce l'hai quando ti dicono sì, ti do una mano e poi non te la danno. Perché questo era alla fine... Questa è una considerazione generale che vale per tutti i tradimenti. L'analisi del segretario provinciale trevigiano del Carroccio è tranchant. Se qualcuno ha tradito è stato chi, marcato i suoi ma non solo, ha fatto mancare i voti, perché i numeri di Franco Manzato ci sarebbero stati, ma ne sono mancati tanti, troppi, dice Coin, al momento del voto. Di qui la netta sconfitta dell'ala trevigiana del Carroccio e la vittoria di Alberto Stefani al congresso regionale della Lega, mentre proprio Marcato, grande assente a Padova dopo l'infuocata conferenza stampa di martedì, postava su Facebook ironicamente una sola parola: capolavoro. Roberto Marcato è scomparso il giovedì precedente, del giorno prima della convocazione, quando di fatto ha chiesto un incontro e dove ci si è parlati rispetto a quello che poteva essere un percorso congressuale. Secondo me andare con 3 candidati era una follia. L'obiettivo era quello di andare con un candidato, perché bisognava andare con un candidato e bisognava creare le condizioni per andare con un candidato, perché c'era la necessità di far vedere che la Liga Veneta comunque era compatta. Per questo, spiega chi assieme a Gobbo e D'Area ha lavorato per la candidatura di Manzato, era stata scelta una figura d'esperienza che rappresentasse l'ala storica del Carroccio. E quindi era un po' mantenere comunque presente quello che è la Liga Veneta all'interno della Liga per Salvini Premier. Franco di fatto è una persona che in politica la fa da tanti anni, ha dato talmente tanto alla politica e viaggia ad un livello di consapevolezza politica e di visione politica che è sopra la media, e quindi assolutamente fatto il congresso è stato eletto un segretario e lui sarà il segretario assolutamente di tutti. Per il neosegretario Stefani il lavoro è tanto, a cominciare dal caso Stefano Marcon, ma Coin è convinto che abbia tutte le carte in regola per il compito, a patto che segua una direzione chiara. Stefani ha fatto il massimo che ha potuto, ha preso in mano una Lega in un momento difficile, il fatto stesso che fosse stato messo là gli ha creato un'antipatia nei confronti da parte di metà ingiustificata, da parte di metà del popolo leghista, come lo diceva Gentilini, veneto. Ha fatto un lavoro sempre in silenzio, mai uscendo sui giornali, prendendo botte a destra e a manca, e ieri è stato riconfermato con un grande risultato, e quindi se lo merita e gli auguro buon lavoro. Però dobbiamo cambiare passo. Perché il concetto resta sempre uno: la Liga Veneta vuole che a Roma si dibatta anche e soprattutto del territorio e dei suoi problemi. Veicolare i messaggi e le necessità del Veneto e farle capire a livello interno al nostro partito, a livello federale, e poi calarle in una risposta sul territorio, perché io mi aspetto che a livello infrastrutturale si parli di una viabilità complementare rispetto al Brennero, che è super intasato, si parli dello sviluppo della portualità di Venezia, si parli della A4, si parli di un'alta velocità. E non del ponte di Messina? Si deve parlare anche del ponte di Messina, si può parlare anche del ponte di Messina, ma devono esserci per contro anche un piano infrastrutturale che noi dal Veneto dobbiamo portare avanti. Lasciamo la politica, torniamo alla cronaca, usciamo per un attimo dai confini della Marca trevigiana. L'assurda tragedia nella notte a Mestre: attraversano i binari all'altezza del Vega e vengono investiti da un treno, un morto e un ferito. A perdere la vita il 25enne di Cosenza ma residente a Legnago, Manuel Tripargoletti, ferito invece l'amico 23enne del Veronese. Questa la vittima. Il macchinista li ha visti all'ultimo momento e nonostante abbia frenato non è riuscito a evitare l'impatto. Uno dei ragazzi è morto sul colpo, l'altro appunto è rimasto cosciente, è stato solo sfiorato nonostante l'impatto. Ha detto ai soccorritori che avevano deciso di attraversare i binari per andare a fare bancomat. Oltre ai sanitari del SUEM e alla Polfer, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno poi recuperato il corpo, la salma del ragazzo di Manuel Tripargoletti, 25enne, morto nell'assurda tragedia della scorsa notte a Mestre. Torniamo dalla Marca, ancora incidenti, lo scontro tra un'auto e un calesse nella prima mattina di oggi a Aspresiano. C'è un 63enne grave in ospedale. Mio fratello che guidava ha trattenuto il cavallo, mentre il suo amico purtroppo è caduto per terra e sembrerebbe cosa grave.
È infatti in ospedale il 63enne di Breda di Piave che di prima mattina si trovava a bordo del Calesse condotto dall'amico 76enne di Carbonera. Entrambi, dopo essere stati urtati da una Ford, sono stati sbalzati a terra. Ad avere la peggio il più giovane dei due e lì trasportato al Cafoncello. Illeso il conducente dell'auto, eppure il cavallo non ha riportato ferite. L'impatto con il veicolo che percorreva la stessa direzione di marcia in via Carduccia Spresiano è stato violentissimo. A raccontare la dinamica è Roberto, fratello del conducente del carro. Sembrerebbe, e qui c'è il condizionale, la macchina che lo seguiva venendo sempre da Macerata verso Lovadina, in curva, probabilmente si è accorto tardi, non lo so, e l'ha tamponato. Chiaramente il Calesse andava a 10 l'ora, non è che ci fosse grosse velocità chiaramente col cavallo. Da qui è stato tamponato. Sul posto, oltre agli operatori del SUEM e al soccorso stradale, anche i carabinieri per i rilievi di legge. Mio fratello ogni domenica fa il suo girettino con l'amico, mia cognata mi ha chiamato, non mi ricordo che ora, erano le 7:30 penso, che appunto aveva avuto un incidente in corso e ho trovato quello che ho trovato. Destino bastardo, non so come chiamarlo, purtroppo succedono e speriamo bene per il nostro amico. Ecco. E continuano i controlli dei carabinieri sulle strade della Marca. A Volpago del Montello il più singolare degli interventi. Il fiorino che esce di strada e finisce contro il cancello dell'abitazione allarmando i residenti e poi all'arrivo dei carabinieri la scoperta. Chi guidava il furgone non aveva soltanto un tasso alcolemico più di 3 volte sopra il consentito, ma non aveva mai conseguito la patente. È successo poco prima dell'alba a Selva di Volpago del Montello in via Schiavonesca. Al volante un 33enne, a bordo con lui altre 2 persone, tutti illesi. Per l'uomo italiano è scattata la denuncia. Così come per un 62enne controllato a Roncade, risultato con un tasso alcolemico 2 volte sopra la legge, patente ritirata. Nei controlli sulle strade i carabinieri hanno deferito a Valdobbiadene anche un 27enne trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e che si è rifiutato di sottoporsi al test. Infine sono stati resi noti anche gli esiti degli accertamenti su 2 conducenti di auto che, rispettivamente nei mesi di marzo e maggio scorsi, erano rimasti vittime di fuoriuscite autonome nel comune di Mogliano Veneto. Per il primo, classe 1984, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 3 grammi litro, ai limiti del coma etilico. Il secondo, un 71enne, è risultato positivo all'alcol test con un tasso superiore a 1,75 grammi litro. E ancora un altro incidente lungo la Treviso Mare a Roncade, lo scontro poco dopo le 11 tra un'auto e 3 motociclisti. Sul posto pattuglie dei carabinieri della compagnia di Treviso per i rilievi. Fortunatamente solo ferite lievi per una 27enne, un 28enne e un 83enne che si trovava nell'auto. L'arteria stradale costellata di drammi resta sempre nel mirino e allora il comune decide di potenziare i controlli della polizia locale. La nostra amministrazione, come già aveva fatto negli anni precedenti, anche quest'anno e a maggior ragione dopo gli ultimi accadimenti, ha deciso di intensificare i controlli previsti nelle serate del fine settimana, venerdì e sabato, fino all'1 di notte. Nel mirino c'è tutto il territorio di Roncade, ma va da sé che l'attenzione particolare sta lungo il tratto maledetto della Treviso Mare. Troppe tragedie, anche recentissime, hanno insanguinato una strada diventata sinonimo di dramma. Ecco allora il potenziamento dei controlli delle pattuglie della polizia locale anche di notte, che vanno ad aggiungersi alla presenza di polizia stradale e carabinieri. Obiettivo: stanare eccessiva velocità o assunzione di alcol e droga alla guida. Controlli che appunto vengono programmati sia di giorno che di notte, in maniera tale da coprire tutto l'arco della giornata, sia pure con forze diverse e momenti diversi, ma che diano la possibilità di un controllo più stretto sulle nostre strade. Deterrente in prima battuta, anche se necessario un vero e proprio cambio di mentalità. Chi vede l'auto della polizia o delle forze dell'ordine tende per fortuna a rallentare. Il problema è che rallenta solo quando li vede. Invece il nostro obiettivo sarebbe di convincere le persone con le buone, ma anche con le cattive, attraverso anche le sanzioni, a capire che quando si guida si deve tenere una velocità più moderata rispetto a quella a cui saremo tendenzialmente portati a effettuare.
Uno sforzo amministrativo per aumentare il controllo. Così come degli altri comuni che fanno parte della nostra convenzione, è stato disposto un aumento di organico e quindi è stato assunto per ogni comune un agente a tempo determinato per tutto il periodo estivo e va ad implementare quella che è la dotazione organica, per la verità non molto ampia, anzi decisamente scarsa, perché dovremmo avere un agente ogni 1000 abitanti, il che significherebbe per Roncade 14 agenti, in realtà siamo con 4 o poco più. Questo significa che se non fossimo in convenzione e non ci aiutassimo tra comuni non riusciremmo a rendere i servizi minimi. Così invece ce la facciamo. Ma ci vorrebbe una svolta a livello normativo per poter consentire davvero un cambio di passo. L'appello alla politica nazionale. Staccare le disposizioni che sono previste per la polizia locale rispetto a tutto l'altro personale dei comuni, perché non è pensabile mettere sullo stesso piano chi svolge funzioni completamente diverse. Adesso invece è strana con l'intervento questa mattina di 2 caccia F-2000 Eurofighter dell'aeronautica militare che in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato, quello che si chiama in gergo militare scramble, per intercettare e verificare un velivolo civile che aveva attivato il codice che identifica un dirottamento a bordo. Il velivolo da turismo, che era un Piper PA-28 decolato da Ferrara, durante il volo aveva però inserito erroneamente il codice di emergenza, facendo così scattare la procedura di allarme e intercettazioni. 2 caccia del 51esimo Stormo, una volta accertato in pochi minuti l'erroneo inserimento del codice di emergenza, hanno ripreso il loro servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Pochi istanti di pubblicità e poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Tecnologie e nuove energie per rendere l'agricoltura sempre più ecosostenibile. Se ne è parlato in una giornata organizzata dal Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, che a Santa Lucia di Piave ha incontrato gli imprenditori della terra. 25 anni è la media d'età dei trattori operativi in Veneto, secondo l'organizzazione di settore. Troppi rispetto all'innovazione tecnologica, ma soprattutto alla riduzione di impatto ambientale che i nuovi modelli possono garantire. È anche per questo che il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno ha organizzato una giornata espositiva nella struttura delle fiere di Santa Lucia. Voi spingete perché ci sia un ricambio sul parco macchine degli agricoltori. Abbiamo un parco macchine tra i più vecchi d'Europa. Sì, lì si è fatto tanto con la 4.0 perché negli anni in cui si poteva usufruire di questa agevolazione sono state vendute tante macchine nostre e anche naturalmente dei nostri competitor, e questo ha aiutato molto a mettere nelle condizioni l'agricoltore di avere efficienza, avere tecnologia e lavorare sicuramente meglio con minori consumi anche nei vari ambiti dove vengono applicate. Tecnologia a servizio della sicurezza, ma anche della sostenibilità nella giornata del Consorzio Santa Lucia, con particolare attenzione al mondo della viticoltura. La capacità che le macchine stesse hanno di avere un controllo elettronico e quindi consentire un risparmio sia nell'usura e quindi anche del carburante della macchina stessa, ma anche consentire un sistema di controllo dell'attività di coltivazione tale per cui l'uso anche degli agrofarmaci in generale si riduce proprio grazie all'utilizzo della macchina agricola. Innovazione anche nei motori e nei sistemi di alimentazione, come il biogas autoprodotto da un numero sempre crescente di aziende agricole. New Holland è l'unico marchio che produce una macchina completamente alimentata a metano e quindi biometano, e attraverso la conversione degli impianti di biogas nella produzione appunto di biometano le aziende possono autonomamente prodursi il proprio carburante, in questo caso appunto il biometano. Ma il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno guarda già alla trazione elettrica in agricoltura, soprattutto dopo il bando europeo da €1 miliardo che finanzia per l'80% a fondo perduto gli impianti fotovoltaici nelle aziende agricole. Il primo motore elettrico in capo a un trattore verrà presentato in ottobre in Germania e sarà presentato appunto a New Holland, il cui prototipo è già stato messo in prova negli Stati Uniti. Torniamo a Treviso per parlare di inclusione. La scuola primaria Ciardi dell'Istituto Comprensivo Stefanini di Fiera da ormai 20 anni promuove un progetto tutto dedicato alla collaborazione tra bambini, uno spettacolo dove nessuno è lasciato indietro. Diamo l'opportunità a tutti
tutti i bambini di partecipare, di avere una loro parte, di avere un loro spazio, e quindi anche così, in base alle loro diversità, si uniscono e fanno un qualcosa insieme. Il tema del mare e della sua salvaguardia, quello scelto per quest'anno. Fondali marini, spiagge e palme da disegnare per comporre la scenografia e costumi a tema che i bambini preparano con l'aiuto di insegnanti, educatori e genitori. Questo progetto coinvolge tutte le classi del plesso. Ognuno ha una sua caratteristica e un suo compito ben preciso. Questo fa parte di un progetto che noi ormai mettiamo in atto da più di 20 anni e proprio serve per coinvolgere tutti i bambini della scuola. 37 i piccoli attori di quest'anno, 160 tutti quelli coinvolti nello spettacolo, tra canzoni e coreografie. Attraverso il teatro, i bambini hanno la possibilità di confrontarsi con un pubblico e gestire così emozioni e paure. Sono bambini che magari da un punto di vista prettamente così didattico sono un po' pigri quando devono darsi da fare per questa rappresentazione teatrale, sono attivissimi, sono anche molto felici di farlo. E adesso la terza edizione di Gioiosa e Tamorosa, il Festival del Teatro Contemporaneo di Treviso, dall'8 luglio, 15 giorni di spettacoli, performance itineranti, incontri e laboratori creativi aperti alla cittadinanza. Tanti spettacoli, 4 spettacoli importanti, più uno spettacolo visita guidata all'interno del teatro, più i laboratori che abbiamo fatto con la cittadinanza, che hanno prodotto degli spettacoli di drammaturgia, di performance nello spazio pubblico, di cos'altro. Di coinvolgimento anche della cittadinanza per la creazione di uno spettacolo ad hoc, quindi spettacoli scelti da noi in quanto direttori e direttrici artistiche, ma anche processi creativi, quindi laboratori aperti alla cittadinanza per coinvolgere tutta la città a venire non solo a vedere il teatro ma anche a farlo, più anche feste e appuntamenti in centro a Treviso per non solo vedere e fare il teatro ma anche parlare di teatro. Un festival che per 2 settimane riporta il teatro al centro delle attività cittadine, una Treviso sempre più culturale. Un bellissimo evento, bellissimo anche il nome, Gioiosa e Tamorosa, perché richiama molto la nostra Treviso, fatto da dei ragazzi che lavorano in giro per l'Italia e che riportano qua ciò che fanno e ciò che imparano in giro per l'Italia, come detto. E quindi per noi è sicuramente una grande soddisfazione vedere cosa ci sarà diffuso nel territorio, anche in diversi locali del centro, e questo ci rende molto felici. Un teatro giovane che abbraccia diversi linguaggi. Il Festival di Gioiosa e Tamorosa apre di fatto le porte del teatro, anzi porta il teatro fuori, quindi in città, in altri posti. Ci crediamo fortemente in questo progetto, tant'è vero che abbiamo aumentato anche la nostra partecipazione nelle produzioni, cioè coproduciamo insieme agli organizzatori del festival. Uno degli appuntamenti dell'estate di Marca da sempre è la Dama Castellana, la partita con pedine viventi che da oltre 30 anni va in scena in Piazza Cima a Conegliano. Ne parliamo perché abbiamo pescato dai nostri archivi il servizio del telegiornale del 20 giugno 1987 che racconta proprio come la città del Cima stava preparando la prima edizione della rievocazione. Allora, come ogni domenica riviviamo l'atmosfera con il nostro consueto servizio storico dalle teche di Antenna 3. Non è un normale torneo di dama quello che state vedendo, si ricollega a una tradizione storica coneglianese. Nel 1241 si svolse un primo torneo cavalleresco per ricordare la vittoria di Conegliano sull'esercito trevigiano. I trevigiani furono costretti a portare a spalla i vincitori dalla piazza del borgo, oggi Piazza Cima, fino al castello. Col tempo tutto si modifica e la Dama Castellana si ripete sistematicamente con i costumi dell'epoca, ma con regole nuove. La penitenza rimane però uguale. Alla fine il quartiere sconfitto deve spingere dalla piazza al castello il carretto che trasporta la dama e il cavaliere dei vincitori. Ma il colore e il folklore sono una cosa, la gara un'altra. Le immagini ora si riferiscono al torneo eliminatorio tra tutti i quartieri coneglianesi svoltosi nei giorni scorsi. Vincitori e quindi finalisti Colla al Brigo con il giocatore Gino Coppi e San Giuseppe con Michele Peruc.
Saranno loro che si sfideranno a singolar tensione la prima domenica di ottobre in una manifestazione pittoresca. La partita si giocherà in piazza, con pedine umane, tutte in costumi medievali. Gli unici a non avere il costume saranno i 2 giocatori. È un distacco voluto dagli organizzatori, il comitato Dama Castellana, presieduto da Loris Pagliana. La partita sarà preceduta da un corteo storico che si snoderà lungo le vie della città e che vedrà la partecipazione di 400 persone in costume. Il comitato è peraltro impegnato anche in altre iniziative. A fine agosto esporterà la Dama a Ludwigsburg, una città della Germania. Poi prenderà parte ad una serie di manifestazioni in Italia. Ma qui, a Conegliano, tutti aspettano ottobre per vedere le donne, i cavalier, l'arme e gli amori e naturalmente anche la penitenza. Così Antena 3 raccontava la Dama Castellana nel giugno del 1987. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia una prosecuzione di condizioni stabili, ancora con l'anticiclone africano sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di lunedì 26 giugno sarà del tutto simile al weekend, dunque sarà piuttosto soleggiato, con cielo sereno o al massimo velato, senza piogge. Temperature stazionarie o in locale variazione, minime tra 17 e 22 gradi, massime tra 29 e 33 gradi. Ma spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il contesto sarà simile. Anche qui tanto sole, il cielo si presenterà sgombro da nubi un po' su tutti i settori, con qualche locale addensamento soltanto in montagna. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un ampio soleggiamento, qualche isolato temporale pomeridiano sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 32-35 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.